Buonasera a tutti, ditemi se il volume è troppo alto, troppo basso, sentite tutti adeguatamente? Ok. Buonasera, grazie di essere qui, di essere così numerosi. Non so se avete notato che a un certo punto siamo andati a prendere altre sedie perché c'erano più persone di quelle che ci aspettavamo, quindi siamo molto contenti di questa cosa. Ho un attimo un vuoto, scusatemi. Allora, intanto, come dicevo, grazie di essere qui alla presentazione del libro con Sabrina Tamiozzo e con la giornalista Chiara Tomasella. Di solito i nostri aperitivi letterari qui da Costalunga Vini cominciano con una breve presentazione, una breve introduzione del posto in cui ci troviamo, perché questa in cui siamo ora è la sala degustazione della cantina. Però se guardate fuori dalla finestra oppure quando siete arrivati probabilmente vi siete resi conto che c'è di più che solo la cantina. L'edificio, oltre questa meravigliosa parete di alberi, è la Villa Maffei Costalunga. È una villa veneta che è stata edificata non si sa di preciso quando, sappiamo solo che hanno iniziato a costruirla nel XV secolo, e cominciando dal corpo a torre centrale, e poi nei secoli successivi l'hanno ampliata, l'hanno sviluppata man mano che a chi viveva e a chi lavorava qui servivano strutture particolari. Hanno aggiunto le ali laterali, hanno aggiunto dei portici. Infatti sull'altra facciata della villa c'è un bellissimo loggiato che doveva nobilitare l'altra facciata per contraddistinguerla a questa che era la facciata agricola. Questo era il cortile agricolo, di là probabilmente c'era il brolo, gli alberi da frutto, quindi una zona un po' più elegante, una zona per il passeggio, una zona in cui probabilmente la famiglia nobile che aveva fatto costruire questa casa poteva venire a rilassarsi. Parlo della famiglia nobile che l'aveva costruita perché la mia famiglia non è stata la prima a venire a vivere qui. Inizialmente c'era la famiglia Maffei. La mia famiglia si è trasferita qui con il mio bisnonno, il bisnonno Marco e la bisnonna Elisa, e hanno avviato un'attività di allevamento di vacche da latte. Poi negli anni hanno visto che l'allevamento delle vacche da latte era un mercato che non aveva grande potenzialità di crescita, al contrario invece del vino, che aveva grandissime aspettative, si vedeva proprio che era un mercato che era pronto ad esplodere. E infatti quando mio papà ha preso in mano l'azienda, che è il signore laggiù in fondo, Daniele Costalunga, che non pensava che l'avrei nominato, quindi l'ho preso un po' a tradimento. Ciao papà. Faccio le foto da retro. Esattamente, fa supporto fotografico stasera. Insomma, quando lui ha deciso di prendere in mano l'azienda e di concentrarsi solamente sulla produzione vitivinicola, è stato proprio il periodo più adatto, il periodo in cui il vino stava crescendo, le persone si stavano appassionando al vino non solo come un alimento da pasto, ma anche come una possibilità per vivere un'esperienza. E questo è un po' quello che noi vogliamo continuare a portare avanti, cioè dare alle persone la possibilità di vivere un'esperienza quando vivono nella nostra cantina. Per cui da qualche anno, credo, sto cercando di impegnarmi in prima persona a collaborare per creare eventi, o collaboro a volte appunto direttamente con gli autori, a volte per esempio in questa occasione ho collaborato prima con la giornalista che poi mi ha presentato l'autrice, quindi insomma un po' di giri, e a volte direttamente con il comune di Castignero, di cui oggi abbiamo un rappresentante che è il vice sindaco Luca Finello, che ci dirà due parole anche lui. Grazie mille. E nel caso in cui fosse sfuggito dal volantino, a fine serata ci sarà una degustazione dei nostri vini. Se avete dubbi, domande, curiosità, potete tempestare me e mio papà, che siamo felici di rispondere. Grazie Sara. Innanzitutto un ringraziamento da parte mia, da parte dell'amministrazione, alla famiglia Costalunga per l'invito, e anche a Chiara, organizzatrice di questa serata. Ormai sono un abitué di questa cantina, di questo bellissimo spazio, perché abbiamo avuto
in questi anni un sacco di occasioni di collaborare e confido che le avremo anche in futuro, perché la famiglia Costalunga si è sempre resa molto disponibile ad ospitare e collaborare per eventi, anzi sono anche un attimino preoccupato perché ci ha preso talmente gusto Sara che penso che l'anno prossimo potrebbe candidarsi al posto mio come assessore alla cultura, perché non la fermiamo più. No, quindi... Mai, sei talmente tanto bravo che non so come fare. Grazie. No, grazie ancora e congratulazioni per questo evento. Sono contento insomma che ci siano presentazioni di libri, che è sempre un bel momento culturale nel nostro paese, quindi non posso far altro che augurarvi una buona serata. Grazie anche all'autrice per essere qui a presentare il suo libro e quindi buona serata a tutti. Grazie. Prendo il microfono l'ho rubato dalle mani di Sara. Colgo l'occasione per ringraziare anch'io da parte mia l'amministrazione comunale per l'opportunità e anche la Proloco che ci ha dotato di microfono e cassa, e anche l'autrice qui accanto a me, che oltre ad essere una bravissima scrittrice è anche una carissima amica, per cui sono felicissima di averla conosciuta e di poter valorizzare l'ultimo suo romanzo. Sabrina, oltre ad essere un'autrice per Pave Edizioni, è anche una psicologa e un'insegnante di sostegno all'Istituto Ciccato di Montecchio Si occupa di affiancare gli studenti con disabilità e con disturbi dell'apprendimento, quindi fa così tante professioni che è veramente difficile riassumerle in un unico discorso, e le sue professioni entrano anche nel vivo della narrazione dei suoi libri, diventano un fondamentale aggancio alla realtà quotidiana. E non solo questo, anche le sue passioni, al di là del lavoro e degli impegni di tutti i giorni, riguardano la montagna, le passeggiate nella natura, e questo contesto veramente molto speciale riecheggia assolutamente tutto questo. E forse come punto di partenza vorrei proprio lanciare l'argomento della natura e della bellezza che ha anche all'interno della narrazione dell'Abbraccio di cielo, che è il libro che presenteremo quest'oggi, come l'ha già avuto nella Montagna Sacra, primo romanzo dell'autrice. Sabrina, allora, puoi raccontarci il tuo rapporto con la natura, con l'ambiente? Come mai entra così tanto nella tua narrazione e come ci entra? Buonasera a tutti, grazie di essere qui. Sì, per me la natura è una componente essenziale della mia vita, in modo particolare la montagna. Io in montagna ritrovo spesso serenità, amo molto camminare, possibilmente insomma in silenzio, da sola, e lasciar scorrere i pensieri, perché lì mi vengono tante idee. Diciamo, perché riesco a svuotarmi, e se tu riesci a svuotarti sei pronto per essere riempito di nuovo. Se invece continui a mettere dentro ma non ti svuoti, a un certo punto scoppi. Quindi diciamo questo è il mio modo di ritrovarmi. E la Montagna Sacra, appunto, che abbiamo già presentato insieme più volte, è ambientata a Tonezza del Cimone, posto che io amo molto perché mi ha dato tantissimo in un periodo difficile della mia vita, mi ha aiutato proprio a ritrovarmi, e sono contenta che il mio primo romanzo sia dedicato lì e che sia stato così tanto apprezzato anche dal pubblico. Mi sembra una bella cosa anche per Tonezza, ecco, quindi colgo l'occasione anche per dire che questo romanzo è diventato anche una commedia teatrale che debutterà il 1 luglio 2023 proprio a Tonezza, insomma, del Cimone. Anche Abbraccio di cielo, il secondo romanzo, è Abbraccio di cielo, l'ultima leggenda portata dal vento, è ambientato in montagna, solo che tocca più montagne nostre. Quindi abbiamo Requaro e le piccole Dolomiti, la montagna Spaccata, che sono proprio le mie montagne, perché io vengo da lì, poi l'altopiano di Asiago, ovviamente Tonezza, l'Alpe Cimbra, l'Avarone, e poi in alcuni punti anche alcune zone particolari del Trentino, come ad esempio l'Alto Garda, Dro, perché c'erano delle leggende particolari, dopo magari ne parleranno più avanti, però appunto
A Braccio di Cielo è nato come idea a Campogrosso, quindi sopra Requaro. Io avevo appena pubblicato La montagna sacra, e questa idea che mi era venuta in testa già da molto tempo, un giorno che stavo facendo appunto il giro delle malghe sopra Campogrosso, sono entrata in una malga, ho conosciuto una famiglia. Perché poi è sempre così, quando tu conosci le persone, se le persone ti colpiscono, entrano nei tuoi libri. È sempre così, anche se non vuoi, entrano in modo diverso, entrano romanzate, però chi lascia il segno entra. E quindi io ho conosciuto questa famiglia che mi aveva molto colpito lui, questo non lo sai neanche tu, Chiara, esatto. Mi aveva molto colpito questo signore giovane, insomma, ha avuto più o meno la mia età, che era lì, che lavorava, e abbiamo scambiato qualche parola, e io ho pensato che sarebbe stato un bel personaggio di un libro. E niente, poi sono passati degli anni sostanzialmente, e io sono ritornata molte volte lì, ma l'anno dopo questa famiglia non c'era più, nel senso che loro andavano in affitto, e venivano dalla Vallarsa. Era cambiata la gestione della malga, loro andavano su solo per l'alpeggio, c'era un'altra famiglia che però non aveva, secondo me, la stessa magia. E da lì è nata proprio l'idea di questo libro, no? Quindi una famiglia, una persona che ha lasciato il segno, poi all'improvviso è sparito, come appunto succede anche nel libro, tutto il resto l'ho inventato, però voglio dire, da lì è nato lo spunto. Mi piaceva l'idea di una persona che arriva nella tua vita all'improvviso, ti dice 2 parole un pomeriggio e comunque ti lascia il segno, ecco. È nata così. La nascita di un libro è sempre una scoperta, e anche nel leggerlo si nota un po' nella filigrana che i personaggi non sono completamente di invenzione, ma sono tracce lasciate da piccoli semi di vite. E capita spesso anche a chi non è uno scrittore di incrociare qualcuno sul proprio cammino e di tenerselo nel cuore nonostante non diventi un amico o un confidente, un conoscente. E magari quella persona che ci lascia qualcosa, noi a nostra volta riusciamo a portarla avanti comunicandola agli altri. Magari un episodio di un ingresso in un negozio, durante una visita a un posto di vacanza, o qualsiasi cosa che ci capiti lungo il cammino. E un po' questo messaggio rientra anche nella narrazione dell'Abbraccio di Cielo, ovvero le cose non capitano per caso e capitano per lasciare un segno. Molto spesso non ci accorgiamo di quale sia il segno che lasciano, ma nella vita poi lo scopriamo. E diciamo che ci sono più personaggi che si allineano anche un po' di più a questo messaggio, a questa simbologia. Uno tra tutti che mi piacerebbe approfondire è il personaggio di Celeste, che essendo una psicologa, come ho detto prima, è una delle professioni di Sabrina, si avvicina molto, secondo me, all'autrice. Volevo un po' vedere in retroscena di come nasce questa persona, se vuoi raccontarci chi è questo personaggio e che importanza ha nel racconto, che cosa simboleggia, quale valore e quale talento simboleggia lei. Beh sì, Celeste è molto simile a me, diciamo, è una psicologa, ma non lo è sempre stata, e ha avuto un'infanzia piena di amore, eppure non facilissima. Poi è cresciuta ed ha iniziato a fare questo lavoro come ragioniera presso un consulente del lavoro, dove peraltro lavorava bene, nel senso aveva dei buoni risultati, però si sentiva non completamente, diciamo, realizzata, e lei è sempre comunque, adesso mi emoziona, portatrice di speranza. E un attimo che riprendo. No, niente, e dico, nonostante le difficoltà, diciamo, poi ce l'ha fatta. Celeste è veramente un personaggio meraviglioso nella narrazione, e anche il suo percorso all'interno del libro
dà molto a chi lo legge e ci si immedesima molto nei personaggi di Sabrina perché spesso si ha lo stesso percorso di vita. Durante la presentazione che c'è stata a Monteberico della Montagna Sacra, che comunque pur essendo il libro precedente ed essendo una storia completamente diversa da Braccio di Cielo, non è un sequel della Montagna Sacra, non è una continuazione naturale di questa narrazione, porta lo stesso messaggio e la stessa voglia di comunicare quanto importante sia fare le giuste scelte nella propria vita. E durante quella presentazione al Museo del Risorgimento e della Resistenza di Vicenza abbiamo avuto davanti delle scolaresche e questi ragazzi dovevano scegliere veramente il loro percorso di vita, la scelta dell'università o anche solo di che cosa fare anche senza proseguire il percorso di istruzione canonico. È una scelta importante e il messaggio fondamentale che abbiamo cercato di comunicare loro in quella circostanza è stato quello di prendere in mano i propri sogni e non lasciare che le paure si sostituissero a quei sogni. E spesso crescendo magari non ci sentiamo intitolati a ricevere lo stesso messaggio perché siamo ormai adulti, siamo grandi, non abbiamo più bisogno di indicazioni di questo tipo, giusto? Abbiamo una strada spianata e spesso anche i bimbi da piccoli guardano i genitori e pensano che abbiano tutto chiaro e che non ci siano assolutamente dei dubbi che le giornate debbano andare in un certo modo. E invece spesso non è così, anche gli adulti si perdono, anche gli adulti rischiano di non sapere che cosa fare dei loro giorni. Magari cambiano idea sul posto di lavoro in cui sono, magari vorrebbero esplorare nuove strade ma sentono che potrebbe essere troppo tardi per farlo. I libri di Sabrina aiutano a capire che non è mai troppo tardi per inseguire quei sogni e magari ripescare quello che pensavamo quando eravamo bambini, quando volevamo qualcosa e poi la quotidianità e forse l'affollamento delle nostre vite ci ha impedito di seguire quell'idea originale. Ed è una cosa che è importante ricordare, quindi spesso i libri di Sabrina sono definiti libri curativi, libri che aiutano a trovare una strada, la propria strada. Io posso definirli anche libri del fare, nel senso che non rimangono lettere, parole, un insieme di frasi che uno legge, poi chiude il libro e non hanno un impatto sulla vita. In questo caso c'è qualcosa di più, c'è la volontà di far muovere qualcosa negli animi delle persone e magari, non so, provocare un cambiamento. È un obiettivo ambizioso, magari non sarà così per tutti, però io vedo questo nella narrazione sia della Montagna Sacra sia della Braccio di Cielo. E se devo cercare anche un modo in cui questo meccanismo di ragionamento si attiva, lo trovo di nuovo nell'elemento della natura con cui ho iniziato. Non ho iniziato a caso, non ho iniziato soltanto per dare un omaggio al contesto in cui siamo, ma anche per richiamare quella che è la genuinità dell'ambiente naturale, senza segni dell'intervento umano, perché è un ambiente che ti permette di riflettere, di sentirti più a contatto con la natura. Proprio stamattina una persona presente nel pubblico in questo momento mi ha raccontato una storia per cui cambiare città e spostarsi da una metropoli a un ambiente di campagna può essere traumatico, ma allo stesso tempo può essere quel tipo di trauma che ti dà modo di pensare a che cosa abbiamo abbandonato per la frenesia del quotidiano. E in particolare molti dei personaggi che incontriamo nella Braccio di Cielo hanno un'attività in campagna, nelle malghe e sono a contatto con gli animali, con la natura, e la natura ha un ruolo curativo. Quindi vorrei richiamare l'attenzione su un altro dei 4 personaggi principali del romanzo, che è Francesco. Se vuoi raccontarci di lui. Certamente sì. Francesco rappresenta la premura, l'attenzione, che secondo me sono dei talenti importantissimi. Bisogna sempre prendersi cura di chi ci vuole bene e Francesco questo riesce a farlo ottimamente. Francesco è un personaggio fragile, tutti i miei personaggi sono sia fragili che potenti, sempre, perché noi tutti siamo così, siamo fragili e potenti. Anche chi sembra assolutamente, diciamo, incrollabile ha sempre un lato di fragilità, e che è quello però che ci rende belli.
E quindi Francesco appunto è una persona molto fragile, che ha anche una malattia mentale, diciamo, e nello stesso tempo è potente, e la sua potenza è proprio questa capacità di prendersi cura, in questo caso, degli animali e della natura. E lui in questo modo affronta il mondo, quindi all'inizio e anche nel corso della vita le difficoltà fanno emergere le sue debolezze, nel senso che anche questo è una metafora della nostra vita, in cui a volte gli ostacoli portano fuori le tue debolezze, però poi ci sono degli incontri che in qualche modo ti consentono di portare fuori diciamo il tuo lato potente che ognuno ha, e nel suo caso è la capacità di prendersi cura, di dare attenzione a ciò che ama. Lui questa cosa la sa dentro di sé fin da bambino, ma non riesce a farla, perché il messaggio che io vorrei trasmettere in questo libro, ma anche in altri, è che da soli non si riesce quasi a fare nulla, insomma. Quindi è soltanto facendo rete con gli altri che il suo talento esplode, capito? E quindi non è che la sua fragilità sparisca, no, lui è questo, così come noi abbiamo tutti, no? Un lato di fragilità e un lato di potenza. Non è che noi possiamo cancellare la nostra parte debole, non è neanche giusto, perché noi siamo così e dobbiamo amarci così, siamo belli per quello. Quello che dobbiamo fare è invece lavorare sulle cose belle che abbiamo, sui punti di forza che abbiamo, ed è quello che Francesco riesce a fare. Però, e questo è uno dei messaggi del libro, da solo non ce la fa. Da solo non ce la fa perché nessuno ce la fa da solo, no? Perché da soli prevalgono le fragilità, e quindi lui incrocia le sue fragilità, i suoi talenti con le fragilità e i talenti di altri, e insieme riescono a costruire un progetto meraviglioso, riescono a realizzare il sogno. Io credo che funzioni proprio così nella vita, credo proprio che ognuno di noi abbia appunto dei punti di debolezza. Ci sono dei momenti in cui emergono solo quelli, non c'è niente da fare, però poi tu incontri qualcuno che in qualche modo riesce a tirar fuori delle cose belle che sono già tue, non è che nessuno inventa niente, tu ce le hai già dentro lì, però diciamo in qualche modo emergono. Ecco, in quel momento lì quella persona io li chiamo nel mio libro i costruttori di sogni. Io penso che ognuno di noi abbia dei sogni che sono quelli che ci tengono in vita, e incontriamo degli ostacoli nel realizzarlo, però incontriamo anche delle persone che ci consentono appunto di realizzarlo, che diventano i nostri costruttori di sogni. E questo da un lato è una cosa meravigliosa, dall'altro almeno a mio giudizio è un impegno, è una grossa responsabilità, perché tu non è che puoi solo prendere, come dire, dalla vita, ecco. Quindi se tu ricevi devi anche dare, quindi noi a nostra volta dobbiamo diventare in qualche modo i costruttori di sogni di altri. E per me essere costruttore di sogni non significa chissà cosa, significa però io ci provo, non ci riesco sempre, però ci provo e cerco di non smontare mai gli altri, ecco, anche a scuola. Se qualcuno, quindi dico anche con i ragazzi con fragilità, ma non solo, se qualcuno ha un sogno, se qualcuno ha un'idea, raramente io lo smonto, sono una abbastanza che dà entusiasmo, come dire. Cerco di portare entusiasmo, cerco di portare positività, cerco di portare speranza, perché penso a me, capito? Penso a me, e se io ho, come dire, un progetto, un mio sogno, quando incontro persone che comunque alimentano questa mia speranza, sto bene. È chiaro che in qualche modo uno va avanti lo stesso, no? In qualche modo si va avanti lo stesso, però se tu incontri qualcuno che crede in te,
diciamo è tutto più facile, ecco. Quindi io penso che Francesco, grazie, che noi con Chiara non ci prepariamo mai le domande, lei non vuole, va bene, e nemmeno io, nel senso. Quindi però questo può essere sia un difetto, una fragilità, sia un punto di forza. Quindi grazie che mi hai chiesto di parlare di Francesco, perché Francesco è una persona estremamente fragile, forse dei 4 è il più fragile di tutti. Lui soffre di un disturbo mentale con delle ossessioni uditive, allucinazioni uditive e anche visive che lo portano anche ad un lungo ricovero in ospedale psichiatrico, quindi voglio dire è una persona molto fragile. Eppure è uno dei 4, diventa uno dei 4 costruttori di sogni, è uno dei 4 che consente la realizzazione del sogno finale, e se lui manca non si fa niente. Questa secondo me è la cosa bella, anche se manca questo tassello che sembra il più fragile di tutti, in realtà non si farebbe nulla senza Francesco. E per passare da un personaggio che incarna forse dei 4 il vertice più fragile e più bisognoso di aiuto, all'altro lato, all'ostentazione della superbia in un certo periodo del romanzo, c'è un altro personaggio che merita tantissima attenzione. Si tratta di Bruno. È un medico, è un primario addirittura di oncologia, è arrivato all'apice della sua carriera, non avrebbe niente da chiedere agli altri o al mondo, non ha bisogno, a quanto sembrerebbe dall'esterno, di rassicurazioni o di conferme. Invece dentro di sé ha un universo e un mondo che dicono tutt'altro. Ha in sé di sicuro il lascito di un lutto che lo ha segnato e lo ha fatto diventare la persona più impositiva e più fredda che si trova ad essere, per riuscire a contrastare questo lutto che ha vissuto, e si trova privato della fragilità, della possibilità di essere fragile, mentre diciamo che anche per la vita di tutti i giorni di tutti noi è importante potersi concedere quel lusso di balbettare, di sbagliare, di sentirsi troppo emozionati per finire una frase, di non capire la giusta distanza dal microfono e altre cose di questo genere. Ci rende umani, tutto questo ci rende umani. Qualora nella nostra professione assumiamo invece il ruolo di chi è perfetto, è una maschera junghiana, se non vado errato, ma check dell'informazione. Se indossiamo la maschera della perfezione, poi diventa quasi impossibile essere fragili, sbagliare, inciampare, e viene naturale nascondere i propri errori, magari fingere di non farne mai, fingere di avere il controllo estremo di ogni singola foglia che cade. Questo è umanamente impossibile. Errare humanum est è un motto che conosciamo tutti. Sbagliare è umano, è connaturato alla nostra esistenza. Quindi questo personaggio è molto importante perché nel suo percorso, nel corso del libro, di pagina in pagina, veniamo a conoscerlo sempre meglio e capiamo quanto sia sbagliato assumere il suo stesso atteggiamento nella vita di tutti i giorni e trovarsi poi a doversi scontrare con un muro che sembra troppo alto per essere oltrepassato e per essere abbattuto. E purtroppo alcuni si fermano contro quel muro e non riescono a trovare il modo di aggirarlo e di liberare se stessi da quell'ego che si sono costruiti, da quella facciata che si sono costruiti. E quindi volevo far parlare Sabrina anche di Bruno, nonostante appunto sembri il personaggio che non necessita di un'analisi e forse il più chiaro e limpido tra tutti, ma invece ha i suoi segreti e merita assolutamente un approfondimento. Sì, Bruno è un medico perfetto, bellissimo, non ha niente che non va, è perfetto. Però questa, diciamo, è una corazza che si è costruito nel tempo. Lui come punti di forza ha questa grande umiltà. Per me l'umiltà è un grande talento. I 4 costruttori di sogni sono ciascuno portatore di un talento e Bruno è portatore di umiltà, perché l'umiltà ti aiuta, diciamo, a restare coi piedi per terra, ti aiuta a non ferire mai gli altri, perché se invece smetti di essere umile rischi di fare del male agli altri,
oltre che a te stesso, e ti permette di riuscire a guardare le cose anche da altre prospettive, perché se sei umile riesci a chiedere aiuto, che non è sempre facile. Se invece sei arrogante o orgoglioso, difficilmente riesci a chiedere aiuto, consiglio, e quindi fai fatica a vedere le cose da altre prospettive. Bruno è questo ragazzo giovane, portatore di umiltà, che ama camminare anche lui in montagna, come naturalmente tutti i personaggi, e che nel corso della vita subisce degli incidenti, però a differenza di Francesco, che vi ho detto prima, Francesco ha un ricovero addirittura in ospedale psichiatrico, quindi voglio dire una malattia grave, conclamata. Bruno ha una vita tra virgolette normale, nel senso che il lutto o i lutti fanno parte della vita purtroppo di tutti i giorni, e perché evidentemente non è solo questo, non è solo il lutto, è il percorso del cammino che viene fatto che ti porta ad essere in un certo modo. E così come Celeste, voglio dire, era portatrice fin da piccola di speranza, ad un certo punto si trova come ingabbiata in un ruolo che non è più il suo e lascia il posto alla rassegnazione. Anche Bruno a un certo punto, pur essendo portatore di umiltà, si trova per una serie di situazioni a costruirsi una corazza. Questo non significa che non è più umile, continua ad esserlo, però non vuole che le persone lo vedano, perché non vuole restare ferito, quindi si costruisce questa barriera. Questa barriera però fa male, e questa barriera noi tutti spesso ce l'abbiamo ogni volta che siamo orgogliosi, ogni volta che cerchiamo di tenere gli altri a distanza. Secondo me lo facciamo per paura, ecco, per paura, perché se uno viene troppo vicino ti vede, come dire, no? E quindi preferisci tenere sempre le distanze. E quindi Bruno costruisce questa corazza, però ad un certo punto non ce la fa più, soffre, perché lui non è questo. Così come noi tutti, in fin dei conti, abbiamo tutti bisogno di affetto, questa è la verità. Anche noi seguiamo anche ragazzi con autismo anche grave, eppure che voglio dire, sindrome dello spettro dell'autismo, sembrano avulsi dal contesto, sembrano che non ricerchino l'affetto, e invece lo cercano, e come? In modo diverso, ma hanno bisogno di affetto esattamente come tutti noi. Quindi anche Bruno ad un certo punto capisce che tutte queste maschere che si è messo addosso fanno male. Ovviamente nel momento in cui tu cominci a guardarti allo specchio e vedi un'altra persona, va in confusione, quindi anche lui ha un momento di crisi, ed è bello che poi Bruno intrecci la sua vita appunto con quella di Celeste, con quella di Francesco e con quella degli altri personaggi, che sono tutti portatori di fragilità e anche allo stesso tempo tutti portatori di talento, e come vi dicevo prima, insieme riescono a realizzare un sogno. Comunque Bruno, fra tutti i personaggi, Bruno e Celeste forse, ecco, fra tutti i personaggi sono quelli più vicini alla realtà di tutti noi, no? Non che il resto non sia realtà, però diciamo la maggior parte delle persone può vivere queste situazioni, perché se non è un lutto magari è comunque una separazione, voglio dire, no? In qualche modo. E quindi a me piace proprio questo quando scrivo, mi piace sempre prendere delle persone che incrocio sul cammino in qualche modo, che mi sembrano che in qualche modo possono entrare in un libro, le metto lì in un cassetto, dopo magari passano anni, non le vedo più. E Francesco anche, è una persona che io ho conosciuto, ovviamente non posso dire chi è, ci mancherebbe, però non si chiama nemmeno così, però è una persona che io ho conosciuto, con cui ho parlato insieme pochissime volte, però mi è rimasta lì. Ecco, qualcuno, io incrocio a volte delle persone e anche per poco, qualcuno per più tempo, però capisco che sono importanti in qualche modo, le metto in modo metaforico in un cassetto e poi all'improvviso prendono forma. Ecco.
Bellissima. Poi lasceremo anche spazio per le domande o per qualsiasi commento. Non so se con il microfono sarà difficile portarlo in giro, però assolutamente ci sarà un momento per chiedere a Sabrina maggiori informazioni su qualsiasi cosa, quasi qualsiasi cosa. E ci rimane soltanto un angolo di questo ipotetico quadrato con cui abbiamo legato i nostri personaggi, i nostri costruttori di sogni, e anche Marco, che è l'ultimo di questi personaggi, ha intanto un legame con Bruno, perché anche lui sta sperimentando tutti i meccanismi che portano ad avere a che fare con il dolore che ha portato da un lutto, in questo caso la morte di sua madre. E sono tutti meccanismi che si possono sicuramente generalizzare, però ciascuno vive il lutto in modo privato, in modo personale, e non sempre si riesce ad uscire da quel dolore. E leggendo il libro torna in mente il dolore che insegna, il patheimatos, come si dice in greco, ovvero la sofferenza che però riesce ad essere anche fonte di conoscenza di sé, degli altri e di quello che si può fare con, in un certo senso, l'energia che può lasciare dopo di sé il dolore, l'energia di riprendere in mano quello per cui siamo nati e quello per cui magari le persone che ci hanno lasciato avrebbero voluto che rimanessimo al mondo. Il destino di qualcuno non deve finire legandosi al destino di qualcun altro che viene a mancare, ma trovare anzi il coraggio di trovare il proprio posto e di seguire tutti i desideri che quella persona può aver voluto per noi, per ciascuno di noi. E la figura di Marco in questo caso segue proprio questo percorso. Il romanzo fa capire molto bene la differenza che c'è tra Marco e Gianni, quindi tra padre e figlio, che vivono in maniera completamente diversa il dolore, in un caso abbracciandolo e riuscendo a piangere, a sfogarlo e ad ammettere che esiste, e nell'altro caso invece quasi rinunciando a pensarci, perché questo pensiero è un pensiero sovrastante che non sempre riesce ad essere accettato. E in un certo senso la sua parabola ci mostra quello che può succedere e anche mostra come riuscire a trovare una strada per non incentrare tutto il proprio esistere sul ricordo di qualcosa che non potrà esserci restituito, ma che può lasciare qualcosa di più grande dopo, nel seguito. Quindi vorrei parlare un po' di Marco. Marco è il più giovane dei 4 costruttori di sogni e lui è un ragazzo all'inizio portatore di entusiasmo, quindi il quarto talento è l'entusiasmo, perché la gioia proprio di vivere, perché senza entusiasmo non si fa proprio niente sostanzialmente. E quindi lui è talmente entusiasta, è talmente gioioso e è sempre sorridente che spende questo suo talento facendo il volontariato come clown in corsia degli ospedali, per farvi capire proprio la gioia che questa persona ha dentro di sé. Fa un lavoro che ama tantissimo, lavora in un ente di patronato e quindi anche in questo modo potrebbe sembrare un lavoro burocratico, ma ovviamente chi conosce la realtà non è così, perché hai molto contatto con il pubblico ed è un pubblico anche bisognoso, quindi lui riesce, come dire, ad accogliere le persone con gioia. A volte ci si rivolge a un patronato per fare i calcoli della pensione, allora quello può essere anche un motivo di gioia, però ci sono anche tante pratiche, giusto, no? Non so, di invalidità, tante cose che noi sappiamo bene, e quindi voglio dire ci sono anche situazioni dolorose, e lui con questo suo entusiasmo porta un po' di gioia di vivere. All'improvviso anche lui però viene travolto un po' dalla vita, e anche in questo caso, come per Bruno, non è travolto come Francesco che gli succede una cosa drammatica veramente, è travolto dalla quotidianità, nel senso che perde la mamma, ma comunque la perde, che non è un bambino, è già un uomo, però evidentemente non è ancora pronto, perché forse non si è mai pronti fino in fondo, e questa cosa in qualche modo lo segna, e il suo entusiasmo un po' alla volta si spegne e lascia il posto alla rassegnazione,
E quindi lui si ritrova schiavo di giorni senza sogni e di giorni quindi tristi, tutti uguali. Poi però un po' alla volta riesce nuovamente a far riemergere questa parte di sé che è latente. Io ci tengo proprio a trasmettere questo, nel senso, Marco, no, è portatore di entusiasmo, però poi lascia il posto alla rassegnazione, quindi è un fuoco che si accende però si spegne anche abbastanza facilmente. In fin dei conti la perdita di un genitore tra tutte le vicende è quella più naturale, eppure per un periodo si spegne, ok? Bruno, portatore di umiltà, ad un certo punto viene soffocato dalla superbia. Celeste, portatrice di speranza, ad un certo punto non crede più a nulla. E infine Francesco, portatore di cura e di attenzione, ad un certo punto smette di prendere cura prima di tutto di se stesso, quindi si lascia soffocare da queste allucinazioni che lui ha. Quindi i costruttori di sogni ad un certo punto rimangono invischiati nelle loro stesse difficoltà, non credono più nei sogni. E qui entra in scena, posso dirlo, sì, un altro personaggio che io ho chiamato Guida. Nella montagna sacra c'era un altro personaggio che entrava in scena nei momenti di difficoltà, che ho chiamato il custode della montagna. Nel caso della montagna sacra il custode è un ente più spirituale, ok? Perché non è una persona fisica. Invece La braccia di cielo è un romanzo molto più ancorato alla realtà, e la guida è una persona vera, reale, voglio dire, non è niente di spirituale. E anche questa persona, esattamente come i costruttori di sogni, è portatrice di fragilità e anche di talenti, però in un certo punto della sua vita si ritrova ad essere guida. E come mi è venuta questa idea? Adesso cerco di spiegarvela, insomma, così con parole semplici, come l'ho letta io, perché mi ha colpito. Allora, quando le anatre volano, le oche volano in triangolo, no? E il capo, ho letto questo articolo che mi ha colpito, non è sempre lo stesso. Quando si stanca, che non ce la fa più a tirare, e c'è qualcun altro che tira per lui. È una cosa che mi ha stupito tantissimo, perché non succede nel mondo degli umani, cioè non succede mai che chi tira, o raramente, insomma, che chi sta tirando il gruppo, che chi è al vertice a un certo punto avverte stanchezza e lascia il posto. Hai capito come? Nello sport forse? Sì, sport di squadra, ciclismo. No, ma insomma, poco. Secondo me si corre sempre per vincere. No, nello sport di squadra. Però, vabbè, comunque questa cosa mi aveva colpito e esatto, ho deciso di mettere nel mio libro. Marino è un personaggio assolutamente normale, è un papà che rimane separato, si è divorziato, poi tira su questa bambina da solo. Naturalmente vive a Tonezza del Cimone, perché se aveva bisogno di pace io dovevo farlo vivere lì, e quindi gli ho dato un aiutino, diciamo, e lui si ritrova comunque, nonostante tutto, nonostante un tumore al colon, si ritrova all'improvviso ad essere guida di 4 personaggi che sono in assoluta difficoltà, e quindi lui, nonostante tutte le sue difficoltà, si rende conto che comunque ha un ruolo, ecco. E dice, io lo faccio fino in fondo, ho questo ruolo qua e lo porto avanti nonostante la malattia, nonostante le mie difficoltà, e ci riesce. E anche questo è un messaggio che io vorrei trasmettere, che cerco in qualche modo di trasmettere anche a scuola, cioè che tutti noi a volte possiamo essere guida, a volte però abbiamo bisogno di essere guidati. Tutti noi a volte trainiamo, ed è giusto farlo, è doveroso farlo, ma a volte siamo stanchi noi e dobbiamo lasciare che qualcun altro, come dire, ci trascini. A volte abbiamo bisogno di un appoggio, non possiamo essere sempre un appoggio. E sembra facile, però non è così facile, perché a volte l'orgoglio in qualche modo
ti blocca, ti impedisce di appoggiarti all'altro e allora preferisci chiuderti un po' in te stesso, però poi stai male, ecco. Tutti questi personaggi sono tra l'altro accomunati dal fatto che hanno bisogno di cambiare la prospettiva da cui vedono le cose, ovvero quello che sentono e percepiscono come una fonte di dolore, di affaticamento, di stress, un vicolo cieco, una strada da cui non possono uscire. A volte è solo un'opportunità. Questo è un messaggio molto trasversale all'interno dell'Abbraccio di cielo ed è un messaggio che viene anche riassunto in una metafora che accomuna tra l'altro i due volumi, i due romanzi, La montagna sacra e L'Abbraccio di cielo per l'appunto, che è la metafora del simbolo dell'infinito. Qualcuno, guardandolo da una prospettiva errata, potrebbe scambiarlo per un semplice 8, una cifra piccola, una cifra non significativa che non può da sola sostenere il peso di un simbolo, di un'ispirazione. Invece, cambiando il punto di vista da cui si guarda un simbolo, per l'appunto, può arrivare a un messaggio totalmente diverso. Quindi il messaggio trasversale che trasmettono entrambi i romanzi è proprio questo. A volte forse ci basta ricevere una spinta dall'esterno per cui riusciamo a vedere un episodio della nostra vita da una prospettiva totalmente diversa, un imprevisto che ci cambia in meglio. Tutto sta nel reagire a quell'imprevisto con l'atteggiamento caratteriale che ci consentirà poi di andare avanti e di costruire qualcosa di più bello di quello che ci siamo lasciati alle spalle. Spesso è difficile, non è assolutamente immediato fare tutto questo e proprio perché è difficile abbiamo bisogno di altre persone che intervengano nel nostro percorso e ci dicono che tutto sommato quello che ci è capitato non è una perdita ma è qualcosa che ci può arricchire. E circondarsi dalle persone giuste è la cosa più fondamentale, è un punto chiave, per cui appunto come diceva anche Sabrina, a volte ci sono persone che intervengono nella nostra vita e sono fatte apposta per avere questo ruolo. E a proposito di persone che hanno un ruolo chiave all'interno della narrazione, abbiamo menzionato ormai quasi tutti i personaggi, ma rimane fuori forse quello più importante, che rimane un po' nascosto, un po' svelato dal titolo, dal momento che quel cielo può essere sì il cielo sotto a cui stiamo tutti noi, tutti i giorni, può essere un abbraccio metaforico del creato in un certo senso verso i personaggi e verso i lettori, ma allo stesso tempo è un cielo con la C maiuscola che è proprio il primissimo personaggio che incontriamo nella narrazione, è il personaggio che apre il romanzo e che dà il via a tutto quello che seguirà. E ritornerà poi quasi alla fine del romanzo per fare da specchio all'incipit e vorrei parlare anche di Cielo. Cielo, esatto, è il primo personaggio, inizia e chiude la storia. In certi momenti sembra a margine perché a un certo punto sparisce del tutto per poi ricomparire alla fine. Lui è questo ragazzo signore che io conobbi tempo fa a Campogrosso, diciamo in qualche modo. Lui è portatore di un sogno che sembra assurdo, però se non è assurdo, cioè che sogno è? Tutti i sogni devono essere un po' assurdi, se no, ecco. Lui nasce in Vallarsa e in questa terra c'è una leggenda, la leggenda dell'oro in Vallarsa. Ci sono molte leggende dentro ad Abbraccio di cielo, sono state scelte in base appunto alla narrazione. Ho fatto delle ricerche, ho citato le fonti, laddove invece ovviamente non è citata la fonte, in qualche modo le ho inventate. Comunque questa della Vallarsa è una leggenda che questa persona mi ha raccontato appunto la prima volta, poi io sono andata a cercare, ho fatto delle ricerche, sono andata anche al museo, ho visto che era esposta. Praticamente in Vallarsa si narra che tanto tempo fa ci fosse dell'oro, talmente tanto oro che i vecchi del paese giocavano a bocce, con bocce d'oro, voglio dire, cioè quindi ce n'erano tantissimo. E insomma
a forza di questa leggenda che gira, è stato ottenuto il permesso in tempi abbastanza recenti per scavare e vedere se si trova l'oro, ma l'oro non è mai stato trovato e le gallerie che sussistono, insomma, sono state utilizzate poi nel corso della Grande Guerra. Eppure, mi disse questo signore, eppure ha detto qua lei ci dice sempre che c'era l'oro. Ecco, questa frase mi è rimasta lì dentro. Ma io ho pensato, ma allora forse l'oro c'era, però magari non era quello che brillava. Mi è mica detto, uno può essere anche una persona d'oro, una persona dal cuore d'oro. E lì è nata proprio questa idea, diciamo, di abbraccio di cielo, questa idea di guardare le cose da un'altra prospettiva. Questo ragazzo dagli occhi di cielo, questo ragazzo cielo, è un ragazzo d'oro e quindi l'oro in Val Larsa c'è, era lui, ok? Perché è lui che è l'artefice di questa storia, è lui che l'ha fatta nascere, è lui che alla fine la conclude in un unico grande abbraccio, è questo sogno buono iniziale. E diciamo anche Cielo da solo, anche proprio perché è un personaggio assolutamente di margine rispetto agli altri, veramente compare in poche pagine all'inizio e alla fine, da solo, come dire, non ce la fa, lui non ha l'intuizione di dire chiaramente sono io ragazzo d'oro, sono poi i costruttori di sogni che incrociano le loro vite tra di loro, che prendono questa parte d'oro, diciamo, e riescono a farla brillare in modo giusto. Quindi mi piace proprio pensare che se noi guardiamo come l'infinito, no? Se noi lo guardiamo da una prospettiva è soltanto un 8, però se tu lo giri è appunto il simbolo dell'infinito, quindi una cosa, una sensazione che dura per sempre, che dura anche oltre noi, che quindi lascia un segno anche dopo di noi. Questo però da solo Cielo non sarebbe mai riuscito a farlo, ha bisogno di tutta una serie di personaggi. Primo tra tutti ha bisogno di suo fratello Giuseppe, anche lui un personaggio assolutamente marginale rispetto agli altri, costruttori di sogni, affetto dalla sindrome dello spettro dell'autismo, quindi assolutamente una persona con fragilità, che pure è lui che alla fine lascia sbigottiti tutti i personaggi perché si rende conto che si è compiuto il sogno. È lui che, come dire, all'improvviso dice mamma mia, ce l'abbiamo fatta, nel senso gli altri erano così presi da tutto che perdevano un po'. Esatto. Ecco, e per concludere questa presentazione io lascerei all'autrice la scelta di un brano da leggere direttamente dalle pagine del libro, se vuoi la leggenda dell'oro in Val Larsa oppure qualsiasi passaggio che sia una degna conclusione, insomma. Intanto colgo l'occasione per ringraziare anche il sindaco di Castigliero della sua presenza e poi lo chiamerò, anzi se vuole venire a fare un saluto istituzionale nel frattempo. Posso? Certo. Sì, volentieri. No, pensavo dovesse fare la chiusura. Si mette medita il passaggio, mi raccomando. No dai, grazie a Chiara. La tua prima volta mi sembra che hai fatto... Sì. Bene, mi fa piacere, voglio dire. Grazie della presenza, mi fa piacere anche di vedere parecchie persone che sono venute qua questa sera, è una bella cosa. Quindi facciamo questa serata, mi scuso per il ritardo, quindi non posso esprimere dei giudizi, però sono sicuro che siete stati molto bravi. Non voglio dilungarmi oltre, per noi è fondamentale fare questi incontri letterari, soprattutto in questo splendido contesto. Penso che prima Sara abbia già esposto questa bellissima location che oltre ad essere una villa storica e anche poi alla fine ci sarà anche un percorso che così abbiniamo dalla cultura all'ambiente, alla natura e anche una buona degustazione di vino, quindi facciamo bene sia alla mente che anche al nostro palato.
Quindi insomma noi continueremo, se la famiglia Costalunga ci darà la possibilità di venire qua, ma sono sicuro che ce la darà, e quindi continueremo con questi incontri letterari che sicuramente sono molto positivi e secondo me fanno bene, ripeto, sia alla mente ma anche alla nostra persona, ci dà un po' di serenità e ce n'è tanto bisogno in questo periodo. Grazie ancora e adesso andiamo con la conclusione. Grazie e passo il microfono. Sì, io vorrei leggere e dire insomma due cose. La prima, ho scelto la leggenda del lago di Lavarone. Come appunto vi dicevamo prima, le vite di questi personaggi si intrecciano con le leggende di questi luoghi di montagna, e quindi diciamo la quotidianità si intreccia con la magia e nascono dei nuovi sogni. Mi piace la leggenda del lago di Lavarone. Quando l'ho letta la prima volta mi ha colpito perché è significativa proprio di questo cambio di prospettiva, del saper guardare da un'altra prospettiva. In un tempo lontano vivevano due fratelli ai quali il padre aveva lasciato in eredità un bosco rigoglioso. Alla morte del padre i due iniziarono a litigare con ferocia per il possesso del bosco, finché quei litigi vennero puniti. Durante una notte il bosco sprofondò e al suo posto emerse un lago. I fratelli erano così accecati dalla rabbia e dall'invidia che non si erano resi conto che il lago avrebbe potuto portare loro molta più ricchezza di un bosco. In fretta vendettero per pochi soldi quello specchio d'acqua che ritenevano inutile e si divisero il ricavato. In breve lo sperperarono all'osteria, mentre quel piccolo lago incastonato tra splendide cime continua ancora oggi a regalare serenità e benessere a quanti si lasciano cullare dalla sua pace. Questa leggenda, quando l'ho letta, esatto, mi è piaciuto tantissimo perché rispecchia proprio bene quello che succede a noi. A volte siamo così accecati, magari non dalla rabbia, ma siamo così accecati dal nostro orgoglio, dalle nostre piccolezze, dalle nostre corazze, da non vedere la meraviglia che possiamo avere con un sorriso, con un abbraccio, la meraviglia che può dare una parola in più, ecco. E quindi questa leggenda mi sembrava che ci stesse proprio bene, quindi l'ho presa e l'ho messa dentro nel mio libro. E poi un'altra cosa che caratterizza questo libro è che all'inizio di ogni capitolo c'è una piccola citazione di Sant'Agostino, non perché io sia particolarmente legata, non ho nemmeno fatto dei particolari studi in questo senso, nel senso che io ho fatto un diploma tecnico, però mi piacciono molto alcune frasi di Sant'Agostino e siccome appunto secondo me le cose appunto, come ti dico sempre, non avvengono mai per caso, mentre io scrivevo questo libro, soprattutto l'estate scorsa, continuavano a tornarmi in mente certe frasi, facevo delle ricerche e le trovavo sempre di più che, come dire, sembravano sposarsi bene con quel capitolo. Addirittura dovete sapere che io Chiara la conosco da un po', mandai a Chiara la prima versione in PDF, la prima bozza, senza assolutamente queste citazioni, però le avevo detto guarda manca qualcosa, manca un collante. E mi sembrava che non fosse completo, quindi io non lo proponevo alla casa editrice, finché un giorno ho capito che questo collante erano queste citazioni di Sant'Agostino, in modo particolare, adesso non la trovo nel libro ma ce l'ho qua, quando parla della bellezza. Nella misura in cui l'amore cresce in te, cresce anche la bellezza, perché l'amore è la bellezza dell'anima. Questa è una frase a cui io sono legata moltissimo, perché se noi, come dire, siamo inondati di amore, siamo bellissimi. Viceversa, quando tu sei privo d'amore, sei proprio spento, come indipendentemente dal vestito che indossi o da come sei pettinato. È quella lì la differenza, la luce è lì. E allora come si fa? Non è mica facile essere inondati d'amore. Beh, io non lo so, magari lo sapessi, però
da quel poco che ho capito è che noi l'unica cosa che possiamo fare è quella di cercare di amare il più possibile, di dare amore il più possibile, perché l'amore non è una cosa che si divide ma si moltiplica sempre. Quindi quando noi diamo amore agli altri, in qualche modo questo ci ritorna e quindi tu stai bene, come dire, ti illumini e riesci a tua volta a illuminare gli altri. Quindi queste delle leggende, ho scelto quella del lago di Lavarone, e queste delle citazioni di Sant'Agostino mi sembravano un bel modo per concludere. Richiamo Sara Costalunga sul palco per avviare insomma il momento degustazioni e il momento firma copie e anche il momento con champagne. Esatto, se qualcuno di voi allora questo è il momento perfetto per chi ha delle domande. L'autrice è qui e finché voi ci pensate ancora un attimo. Io ho una domanda da fare Sì? alla cara Sabrina, tanto che faccio i complimenti per tutto quello e anche a Chiara. E c'è una caratteristica in questi personaggi: c'è solo una donna e sono tutti maschi. Ti interessa in modo particolare capire la psicologia del maschio, perché l'unica donna che c'è nel libro sei tu, perché quella lì, quella celeste, a quanto pare sei tu. Allora, la scelta del sesso, no, nei personaggi non è una scelta mai casuale, no, perché ti scelgo adesso prendo un uomo o prendo una donna. In questo caso tu sei incuriosita, non dico attratta perché sarebbe una parola sbagliata, ma sei incuriosita in particolare, da quello che ho capito, dalla figura maschile. O sbaglio? Sai che io non ci avevo mai pensato, cioè nel senso io non mi ero resa conto, però è vero, Celeste, ci sono altri personaggi femminili, però diciamo... Stasera ho sentito solo uno. Sì, perché abbiamo parlato dei costruttori di sogni, ci sono altre figure femminili importanti, ad esempio Aurora, che abbiamo menzionato, che sarebbe la mamma di Marco, ce ne sono altri, comunque è vero, non hanno un ruolo di primo piano. Mi sembra, potrei sbagliarmi, ma mi sembra che i maschi abbiano più difficoltà a manifestare le emozioni, ecco. E per questo alle volte cadono di più. Anche nella mia esperienza, quando ho fatto il tirocinio con una psicoterapeuta bravissima, la quale a proposito mi ha insegnato che ogni 15 anni bisogna cambiare qualcosa di importante nella vita. Ecco, a proposito di cambiare prospettiva, per mantenere attivo il cervello ogni 15 anni bisogna cambiare qualcosa. Vabbè. E in questo periodo che io ho fatto il tirocinio ho visto, ho osservato, tirocinio osservi, tante persone con difficoltà, la maggior parte erano maschi. Io non so spiegare questa cosa, però se ci pensate succede più spesso che la donna sola o in difficoltà in qualche modo ce la fa lo stesso, abbastanza bene. Il maschio è un po' più in difficoltà alle volte e questo, secondo me, ripeto, potrei sbagliarmi, è dovuto proprio al fatto che è più facile che si metta una corazza, è più difficile che il maschio accetti, è più orgoglioso, è più difficile che scenda una lacrima, però le persone che piangono non sono mica più deboli degli altri, sono più forti, perché le lacrime che restano dentro in realtà ti scavano dentro, capito? Io a un certo punto nel libro ho scritto che le ossa sono il nostro fondamento, se tu, come dire, hai un tarlo nelle ossa crolli prima o poi, ecco. Quindi alle volte mi hai spiazzato Nere perché veramente non mi aspettavo questa domanda, però questa è la risposta. Cioè mi sembra che... È una risposta che sono soddisfatto. Oh là, bene, mi fa piacere.
Mi sembra esatto che sì, che forse il maschio si mette delle corazze maggiori. Io volevo fare una riflessione mentre parlavi, il parallelismo con questa stagione. Adesso qui è buio, non vedete, ma se andate a camminare, la natura si sta risvegliando, una promessa che si rinnova. Abbiamo avuto un inverno che non è stato freddo, abbiamo avuto la siccità e l'abbiamo ancora, e nonostante questo le piante si stanno risvegliando. E cosa c'è di più facile di una gemma che si apre? E dopo la gemma c'è un fiore e dopo il fiore c'è il frutto. Ed è tutto fragilissimo. Però tutti gli anni questa promessa si rinnova. Si potrebbe fare la stessa cosa con gli animali, con gli insettini, quelli che magari nessuno vede, che poi siamo abituati solo alle zanzare e alle mosche che danno fastidio. Però anche loro hanno una loro utilità, non ce ne sono tanti altri che... quindi grazie per tutto quello che... Grazie a lei. Degustiamo. Tutto sottovoce che non si bronca la magia. Allora, stasera approfitto del microfono. Ho una curiosità, qualcuno di voi è già stato ai nostri aperitivi letterari? Per chi è la prima volta? Prima volta. Ok, bellissimo, è fantastico vedere facce nuove e nuova affluenza, ci piace molto. Di solito agli aperitivi letterari io faccio l'introduzione del vino a voce, ma siccome stasera c'è il microfono, urlo un po' meno, vi sentite un po' meglio, siamo tutti più contenti. Allora, in degustazione, che poi sarà dall'altra parte della sala, dove c'è il tavolo delle bottiglie, poi sull'altro tavolino ci sono i libri, quindi chi volesse comprare i libri di Sabrina, chi volesse farsi fare l'autografo, i tavoli sono predisposti là in fondo. In degustazione abbiamo il Brutto delle Contesse, che è uno spumante bianco fatto con uva garganega. E l'uva garganega è autoctona dei Colli Iberici, quindi è proprio l'uva tipica, caratteristica di queste zone, che a noi come cantina piace valorizzare. Infatti nel nostro catalogo l'uva garganega viene resa in almeno 4 tipi di vini diversi, e questa sera vi propongo la versione dello spumante. Invece, come eventualmente per chi apprezzasse di più i rossi, ho pensato di proporre il Thai rosso, che anche lui viene dall'uva Thai rosso, che è autoctona dei Colli Iberici, quindi è proprio tipica locale, e che è un vino rosso, ma è un vino molto leggero, quindi anche se non si ha una fiorentina di fianco, il Thai rosso lo si beve molto gradevolmente. Poi volevo aggiungere un attimo un momento spam per la nostra azienda, visto che ho un bellissimo microfono in mano, e se siete interessati a partecipare ad ulteriori eventi che facciamo come azienda, e questo è un aperitivo letterario, però poi organizziamo anche magari a volte delle degustazioni un po' particolari, oppure delle visite guidate un po' particolari, oppure quando collaboriamo col comune, con la Proloco, con altri enti, sempre per la valorizzazione del territorio. Se vi interessa sapere quando faremo i prossimi eventi, c'è un QR code in fondo sul tavolo del vino, lo scannerizzate e inserendo la vostra mail noi poi mandiamo gli inviti per le prossime attività, le prossime iniziative. Una molto importante che abbiamo visto che alle persone potrebbe interessare è una serie di degustazioni che abbiamo chiamato il Calice del Nonno, che è dedicata alle persone che vorrebbero avvicinarsi al mondo del vino, ma senza dover sapere, cioè senza dover arrivare qui che già sanno tutto del mondo del vino, perché tante volte abbiamo visto i nostri clienti entrare in cantina e dirci: scusami, io del vino non so niente, come se fosse quasi una cosa, un senso di colpa, come se entrare in cantina volesse dire che bisogna per forza sapere tutto. Non è così, da qualche parte bisogna iniziare a imparare. Quindi abbiamo deciso di organizzare queste serate apposta per condividere anche con gli altri quelle che sono le conoscenze, anche proprio quelle basi. Quindi se uno del vino non sa niente, la serata è perfetta.
E poi appunto se avete domande e curiosità in fondo c'è un piccolo foglio che ne parla ed eventualmente vi basta chiedere. Ora mi stacco dal microfono e non so se volevate aggiungere qualcos'altro. Ok, allora concludo rinnovando i ringraziamenti al Comune, al Vice Sindaco e al Sindaco che sono riusciti a venire qui nonostante tutti i loro numerosi impegni. Ringraziamo anche la Proloco per il patrocinio gratuito come quello del Comune, come anche dell'Associazione delle Ville Venete dell'Adige, che è un'associazione di cui facciamo parte e che anche lei si prodiga molto perché questi edifici che sono le Ville Venete vengano valorizzati il più possibile. Ho finito e io ora mi avvicinerò al tavolo della degustazione. Potete seguirmi.